Partite di cibo scadute anche da anni, conservazione di alimenti e di carne prive di ogni rispetto alle norme igieniche, tra sporcizia e sangue rappreso. Sono solo alcuni degli esiti dei controlli eseguiti dalla polizia locale di Castelfranco Veneto che hanno riguardato bazar, macellerie e saloni di parrucchieri. Durante le ispezioni delle attività della zona di Borgo Pieve, Borgo Treviso e Borgo Padova, gli agenti della polizia locale, con l'ausilio del servizio di igiene e alimenti dell'azienda sanitaria, hanno inoltre trovato in una macelleria carni esposte nel banco frigo prive di alcun riferimento, tipo di carne, provenienza e prezzo, e mescolate tra loro. Scovato anche nel magazzino di un bazar tra derrate alimentari mal conservate e sporcizia anche un dormitorio con veri e propri letti. Sanzionati esercizi che proponevano al pubblico prodotti di origine estera privi della regolare etichettatura ed indicazione del prezzo. Sempre nella stessa zona, sottoposti a controllo anche alcuni saloni di acconciatura gestiti da cittadini di origine straniera, dove sono state riscontrate carenze dal punto di vista igienico e inoltre in un'attività la gestione data a un prestanome residente a Catanzaro. Le attività sono state segnalate e i responsabili sanzionati, controlli avvenuti anche dopo le segnalazioni di alcuni cittadini.